Come è noto, l'UNESCO è un'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di educazione, scienza, cultura e anche più recentemente di comunicazione. Nel quadro delle attività svolte dall'UNESCO dal 1972 è attiva, attraverso il Centro del Patrimonio Mondiale, una convenzione per la tutela dei beni materiali, sia culturali che naturali. In circa 50 anni di vita della convenzione, nata, come ho appena citato, nel 1972, numerosi siti sono stati dichiarati patrimonio di tutta l'umanità per il loro valore universale eccezionale. Questi luoghi, punte di eccellenza per gli aspetti di unicità e autenticità, possono avere un ruolo importante anche nella promozione turistica. Un sito UNESCO, considerando la sua notorietà, può promuovere un intero territorio d'area vasta. In alcuni casi, la promozione turistica di uno Stato o di una regione si sviluppa a partire proprio dalla valorizzazione dei siti UNESCO presenti nel territorio nazionale, regionale o locale, attraverso i prodotti turistici in quello spazio programmati. L'argomento è ampio e troverete nel sito www.claudioricci.info documenti sul tema. Inoltre consiglio la consultazione dei siti internet www.unesco.org, quello della sede UNESCO di Parigi. Inoltre vi consiglio di ampliare la vostra conoscenza consultando il sito www.unesco.it, legato alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, nonché, se volete, consultate anche il sito internet www.patrimoniomondiale.it, legato all'Associazione dei Beni Italiani, patrimonio di tutta l'umanità. Nell'anno 2003 l'UNESCO ha attivato un'ulteriore convenzione sul patrimonio immateriale, intangibile ed orale. Questa convenzione tutela elementi legati a feste tradizionali e riti, quali espressioni della cultura vivente di quel territorio. Si viene riconosciuti dall'UNESCO sito patrimonio mondiale quando si dimostra di avere per il bene candidato almeno uno dei 10 valori, chiamati criteri, legati alla Convenzione del 1972 sui beni culturali e naturali. Di questi 10 criteri, 6 sono riferiti ai beni culturali e 4 ai beni naturali. Se invece ci si candida come elemento del patrimonio immateriale, intangibile ed orale della più recente Convenzione dell'anno 2003, bisogna dimostrare di avere tutti e 5 i valori, cioè i criteri previsti per questa lista. I siti UNESCO possono essere puntuali se viene inserito un bene particolare, estesi se il riconoscimento è più ampio, come nel caso di un centro storico o di un paesaggio culturale, ma possiamo avere anche siti seriali, ove il sito UNESCO include luoghi diversi, accomunati dallo stesso valore universale eccezionale, ma che si trovano in regioni o stati differenti. Da citare che, in particolare riferendoci alla Convenzione del 1972 per la tutela dei beni culturali e naturali, viene prevista vicino al luogo patrimonio mondiale una fascia a protezione chiamata buffer zone. Questa zona intermedia di protezione
È importante perché protegge il bene, anche sul piano visivo, da modifiche urbanistiche che potrebbero ostruire il sito UNESCO. Per essere candidati a sito Patrimonio Mondiale UNESCO occorre elaborare 2 strumenti principali: il dossier, chiamato formulario di candidatura, e il piano di gestione. In particolare, il piano di gestione include tutte le azioni di tutela del bene culturale o naturale, le risorse necessarie per attuare il piano di valorizzazione e gli indicatori, potremmo dire i misuratori, dell'efficacia delle azioni previste. Anche se il riconoscimento UNESCO non determina vincoli aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalle norme che tutelano quel determinato luogo, il mancato rispetto del piano di gestione può determinare da parte dell'UNESCO finanche la cancellazione del sito dalla lista dei beni patrimonio di tutta l'umanità. Nella parte in basso, nella diapositiva, vengono riportate da sinistra verso destra alcuni elementi di riferimento, alcune esperienze. Adesso mi accingo a citarle. Vedete il documento che descrive le attività svolte dal 1997 dall'Associazione dei Beni Italiani Patrimonio Mondiale. Noterete la copertina della rivista Siti. Inoltre si scorge un libro sulla legge numero 77/2006 che prevede misure finanziarie di tutela e valorizzazione per i siti UNESCO italiani. E continuando a scorrere le immagini, vedete l'indicazione che i siti UNESCO possono essere dei modelli di tutela e valorizzazione anche per molti territori italiani che, pur non essendo siti UNESCO, possono trarre da questi luoghi particolari utili indicazioni. In ultimo, citiamo nella diapositiva come i siti UNESCO possono bene adattarsi, viste le loro caratteristiche di qualità, a far parte di pacchetti turistici per viaggi emozionali, come l'esempio citato delle WeBox di Alpitour. In generale, si osserva che dopo 5-10 anni dal riconoscimento di un luogo come patrimonio mondiale UNESCO, nel sito crescono le possibilità attrattive finanziarie, si implementa la notorietà internazionale e con essa il turismo, soprattutto di qualità, sino ad una quota media di circa il 20%. In questa immagine sono riportate per vostra consultazione tutte le convenzioni UNESCO attivate dal 1971 al 2015. Come si nota sono molte e si aggiungono alle 2 principali che già sono state descritte e che ricordo sono la Convenzione del 1972 sui beni materiali, culturali e naturali e quella del 2003 sui beni immateriali, intangibili ed orali. Osservate ora la diapositiva invitandovi a consultare la prima riga, siti già iscritti, e la seconda riga, siti candidati, sia del grafico che della collegata tabella. Le candidature degli Stati per la Convenzione del 1972 sono molte e già superano ampiamente il numero dei siti UNESCO iscritti. Questo significa che il percorso di candidatura è e diventerà sempre più complesso. L'Italia, con un già ampio numero di siti UNESCO iscritti, trovandosi al primo posto di questa classifica,
soprattutto nella lista UNESCO del 1972, potrà candidare ogni anno un numero limitato a 2 luoghi, uno per i beni culturali ed un secondo per i beni naturali. Leggendo i riconoscimenti già assegnati si rileva che in percentuale l'Italia, per quanto attiene ai luoghi dell'eccellenza noti nel mondo e inclusi nelle differenti liste, esprime fra il 3 e il 5% del totale. Questo dato indica che il nostro è certamente il paese della grande bellezza, con un ampio numero di beni culturali, naturali e immateriali, ma che al mondo esistono stati grandi e comunque ampi di bellezza. Quindi, pur riconoscendo l'Italia un ruolo preminente, non dobbiamo dare nulla per scontato sul tema della tutela della nostra bellezza e neanche nello sviluppo turistico. Forse per questo, e anche in particolare per il grande aumento delle mete turistiche competitrici, da primi assoluti che eravamo nel turismo internazionale, ora siamo scesi, rimanendo comunque stabilmente nei primi posti della classifica mondiale, come numero di arrivi internazionali.